tutti in urlo, fate casino! Una bravata che costerà cara ad un diciottenne di Castelfranco che all'orario di uscita delle scuole è salito sul tetto di un bus, saltando poi su quello di altri mezzi in attesa di partire presso l'autostazione di via Podgora a Castelfranco, il tutto sotto gli occhi e di cellulari di migliaia di studenti in attesa delle corriere per tornare a casa, con foto e video che in breve hanno fatto il giro di chat e social. Il gesto sconsiderato del diciottenne ha costretto gli autisti a bloccare i bus con corse ferme e conseguenti ritardi di numerose linee extraurbane. Vani i tentativi di farlo scendere da parte del personale MOM. Il ragazzo è rimasto sul tetto fino all'arrivo dei carabinieri che l'hanno fatto scendere e poi portato in caserma. Il giovane è stato quindi denunciato per interruzione e turbativa di pubblico servizio. Il presidente di MOM, Giacomo Colladon, congiuntamente con il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, stigmatizza con fermezza quanto accaduto. Condanniamo senza mezzi termini questo atto di bullismo che ha messo a repentaglio la sicurezza di chi lo ha compiuto ma anche di tutti gli altri utenti, ha affermato il sindaco Marcon. Dopo i recenti episodi avvenuti a Treviso, aggiunge amareggiato il presidente di MOM Colladon, un nuovo atto prende di mira il servizio pubblico di trasporto. Il tempo di trasferimento casa-scuola non può diventare momento in cui dare sfogo ai peggiori istinti. Scuole, famiglie ed istituzioni devono compiere un'assunzione di responsabilità per educare ma anche per sanzionare con fermezza, conclude il presidente, chi compie atti di questo genere.